Partiamo dai numeri, noi abbiamo 40.000 case ATER, non abbiamo fatto una legge, peraltro siamo gli unici in Italia ad averla, gli ultimi in Italia ad averla fatta questa legge, non abbiamo fatto questa legge per fare delle angherie o fare dei dispetti a qualcuno, però è pur vero che con 14.000 persone che ci chiedono una casa ATER e sono senza reddito, è bene che si metta un po' in ordine quello che abbiamo. Allora, i cittadini non devono temere, abbiamo fatto una delibera, quindi possono recarsi a ATER, dalle loro ATER e chiedere lumi e informazioni rispetto agli aumenti di affitti. Però è pur vero che a volte sento dire mi hanno decuplicato l'affitto, poi vado a vedere da 10 euro si passa a 100 euro e poi magari vedi che sono 70-80 metri quadrati, oppure verifichi sono 250 metri quadrati, sto parlando di tutti i casi reali, oppure verifichi trovi 350, 780, 1 milione di euro in banca. Io penso che se le case ATER debbano essere per i poveri o per coloro che non ce la fanno, è bene che sia così. In tutta sincerità io penso che se una persona è in grado di pagare, come capita per alcuni nostri inquilini, 700-800 euro al mese che stanno già pagando e dicono va bene così, io penso che quelli debbano andare sul libero mercato, perché una casa di 250 metri quadri a 700 euro al mese può diventare 4 appartamenti magari a 30-40 euro, ma so che aiuto 4 famiglie che possono pagare solo 30-40 euro.